Un boato rompe il silenzio della notte, un rumore fortissimo, è il suono di materiale che rotola giù dalla collina. Fa paura il masso che si è staccato dalle pendici del colle e che si è fermato a ridosso della vecchia canonica a fianco dell'antica pieve di Sant'Eusebio. Un volume di circa 8 metri cubi è precipitato pericolosamente verso valle, investendo tutto ciò che ha incontrato nella sua corsa. Ecco le piante di olivo che ha abbattuto e il terreno che ha schiacciato. Questa mattina c'è stato il sopralluogo da parte dei vigili del fuoco e dei responsabili dell'ufficio tecnico comunale per cercare di capire com'è la situazione della parete della collina. Allora ci sono anche degli altri massi che si sono staccati, non ci hanno ancora detto il volume di questi massi che sono pericolanti, è una situazione in divenire che ha costretto alla chiusura della strada, la strada che porta verso l'eremo di San Bovo e Varrovina. Vedete il nastro rosso e bianco che impedisce il passaggio di pedoni ma anche ovviamente delle macchine. Nella vecchia canonica vivono attualmente una ventina di pakistani, sono loro ad aver avvertito il boato proprio dietro casa. Ora ovviamente c'è paura per il rischio di altri distacchi. Sembrerebbe che dalla parte sommitale appunto della collina ci sia ancora del materiale, tra l'altro di forma tondeggiante, è stato appurato questo, quindi insomma con il rischio che poi se ci sia un distacco questi prendano anche velocità e vadano a finire in strada. Una situazione che va monitorata, l'ordinanza di chiusura della strada potrebbe arrivare già nelle prossime ore. E sulla base insomma della situazione dovremo fare un'ordinanza contingibile urgente ai proprietari dei fondi e valutiamo insomma se nelle prossime ore il materiale comincia a scendere verso strada dovremo fare un'ordinanza anche di chiusura della stessa.